Se il San Lorenzo avesse esondato nella parte bassa del suo corso, Moneglia sarebbe rimasta allagata, almeno a ponente. Per fortuna l'acqua è fuoriuscita per un breve tratto in alto, in prossimità di una curva, per poi rientrare. Domenica, sotto la pioggia battente, si sono vissute ore di paura. Dall'altra parte della città, nel frattempo, dalla chiesa di Santa Croce, l'acqua è scesa velocemente e ha riversato fango, pietre e altri detriti, tappando i tombini, allagando l'area di Piazza Tarchioni ed entrando in alcune attività. Il San Lorenzo dunque non ha aggravato la situazione, ma il tema della sua messa in sicurezza è tornato alla ribalta. Il sindaco ne ha riparlato a Toti e Giampedrone durante il sopralluogo a Sestri Levante di lunedì mattina. Su questa problematica dobbiamo in qualche modo comunque continuare a lavorare, noi abbiamo fatto dei progetti e insomma, siamo in attesa del finanziamento, ci auguriamo che possa arrivare presto. Possiamo ricordare il progetto che cosa riguarda questo corso d'acqua? Il progetto riguarda l'allargamento dell'alveo, il primo stralcio è già stato validato sostanzialmente, quindi abbiamo presentato alla Regione, è in graduatoria per i finanziamenti nel Porfesma, pensiamo che possa attingere anche altri finanziamenti perché effettivamente rimane davvero una priorità. Il progetto complessivo è molto ambizioso, ma almeno il primo stralcio penso sia da realizzare in tempi brevi. I costi quali sono? Il primo stralcio costa 2 milioni di euro. Sul fronte viabilità, il Comune ha ripristinato la circolazione sulla provinciale 68 del Facciù e sulle strade comunali Comeglio Tessi e di Littorno. In alcuni casi c'è un senso unico alternato. Le frane di domenica, ostruendo i valletti, hanno rovinato il manto, i guardrail e scavato il sottostrada. Riparati i primi danni in somma urgenza, dice il sindaco, adesso servono interventi definitivi di messa in sicurezza.